Vicepresidente De Luca, Banca Prealpi San Biagio, ancora una volta protagonista sul territorio. Sì, anche con questa iniziativa di oggi prosegue, diciamo così, quella che è la collaborazione che noi abbiamo da molti anni con l'ULSS 4 e con l'ospedale di Portogruaro in particolare, nel solco della collaborazione, diciamo così, per quanto riguarda la distribuzione nel territorio delle risorse che derivano dall'attività di Banca Prealpi San Biagio, e attraverso la mutualità che noi facciamo distribuiamo delle risorse in beneficenza, in questo caso per un'apparecchiatura molto importante all'ospedale di Portogruaro. L'attività che da sempre contraddistingue delle banche di credito cooperativo, anche dopo la fusione che abbiamo fatto con Banca Prealpi, quindi con la nuova configurazione di Banca Prealpi San Biagio, intendiamo dare un segnale importante per il territorio che ci circonda in un momento come questo, dove la pandemia ha messo, diciamo così, in risalto quella che è l'importanza della sanità, l'importanza della prevenzione, che poi corrispondono a quelli che sono i nostri, diciamo così, la nostra mission, che è quella di favorire tutto ciò che di positivo c'è nel territorio. Quindi questa è un'altra attività che va in quel solco. Pochi giorni fa l'approvazione del nuovo bilancio, e proprio dalle cosiddette erogazioni liberali abbiamo visto che c'è stato persino un ulteriore incremento. Sì, quest'anno, nonostante tutte le difficoltà, il bilancio della Banca Prealpi San Biagio è stato positivo, abbiamo fatto un utile importante e abbiamo destinato l'assemblea con il rappresentante designato, che si è svolta qui il 4 maggio, ha confermato l'erogazione, la messa a disposizione di 2.200.000 euro contro i 2 milioni dell'anno scorso per tutte le iniziative del territorio. Quindi credo che questo si possa ritenere veramente un risultato molto, molto importante. Direttore, oggi è un momento importante, un privato fa un'importante donazione per l'acquisto di nuove apparecchiature per l'ospedale. Sì, non è la prima volta, direi con gioia dico questo, che la comunità, il mondo dell'imprenditoria, in questo caso la Banca San Biagio, che è una banca del territorio, è vicina alla nostra azienda e all'ospedale di Portogruaro in particolare. Con questa donazione la banca ci permette di acquistare un'apparecchiatura di nuovissima generazione che viene utilizzata in questo momento all'estero, che consentirà all'equipe di urologia di effettuare delle biopsie mirate, ovvero di selezionare la tipologia di prelievo di tessuto che viene fatto, e questo è particolarmente importante quando si indagano dei tumori, per capirne la tipologia e le caratteristiche, e conseguentemente dopo attivare un protocollo terapeutico mirato. Quindi è una tecnologia molto avanzata che per la prima volta utilizzeremo in questo ospedale, che consentirà di dare risposte a tanti utenti che in questo momento si affidano a metodiche più tradizionali. Questo equipaggiamento si inserisce in un settore, in un ambito nel quale urologia proprio rappresenta un'eccellenza per il vostro ospedale, e già è dotata nella chirurgia di apparecchiatura ultramoderne. Sì, l'ospedale di Portogruaro ha questa connotazione, è un ospedale con una forte valenza chirurgica. Ci sono ospedali, in questo ospedale oltre, diciamo, ai reparti di medicina ci sono i reparti di chirurgia generale, urologia e ortopedia, che in qualche modo ne contribuiscono a rappresentare anche l'eccellenza per questo territorio. L'urologia è una di queste, e tra l'altro si avvale già di tecnologie avanzate, da ultimo il robot Da Vinci, che è arrivato l'anno scorso e che viene ampiamente impiegato. Anche questa, diciamo, è un ulteriore tassello in più per un'equipe che ha una forte competenza di carattere professionale, ma anche di tipo umano, perché sono persone che sanno trattare il paziente anche dal punto di vista umano con particolare capacità.